Entrambe sono reduci da una sconfitta, ma Defender Giovinazzo e Academy Pescara sono pronti a riprendere il loro cammino per essere protagoniste in questo girone. Avvio di stagione per lui davvero importante, perde palla adesso in favore di Rodriguez dall'Onder. Il tentativo palla di pochissimo al lato, classe 2002 preferito a Cilli. Rodriguez, apertura per Baiocchi dall'Onder, porta sguarnita e il Pescara si porta in vantaggio. Divanei, Tanche, spalle alla porta. Prova a girarsi, arriva in supporto di Benedetto, fermato, parte in contropiede il Pescara, il tentativo e la palla di pochissimo al lato da parte di Calderolli. Ha spazio Marrazzo per salire, palla al piede, bello in diagonale, perfetta, carica il destro, palo, clamoroso di Fetta. Baiocchi ancora per Scarinci, centralmente, si divora il raddoppio Scarinci. La palla in diagonale non può arrivare a destinazione, Tanche per Di Benedetto, con l'esterno per Di Fonso. È partito Di Benedetto, Di Benedetto! A portiere battuto, c'è Caramia a mettere il pallone in calcio d'angolo. Cambi anche in casa Academy Pescara, palla in mezzo! Alessandro Palumbo beffa tutto e tutti, bravo anche Di Fonso ed è 1-1, Defender Giovinazzo. Ancora Baiocchi, cerca Scarinci, capisce tutto Tanche, fermato proprio dal capitano del Pescara. Di Benedetto, prova da casa sua e la mette dentro, Salvatore Di Benedetto. Festeggia al meglio il compleanno con il 2-1 del Giovinazzo. Modesti con le mani, Di Benedetto di testa per Di Fonso. Ancora lo scarico per Fanfulla, Di Fonso, tocco morbido ed è una grandissima rete, quella messa a segno dal Giovinazzo, realizzata da Di Fonso per il 3-1 a 13 secondi dall'intervallo. Marrazzo dall'Onder. Bella palla per Masi sul secondo palo, incredibilmente Rodriguez la mette al lato. Ancora Mazzocchi, Rodriguez sul secondo palo, si divora il 3-2 dall'Onder. Baiocchi prova centralmente, la palla colpisce la traversa. Di Fonso, finezza di Di Fonso che ne lascia due sul posto. Tanche, Di Fonso, Di Benedetto fuori. Piscitelli prova dalla distanza, Rodriguez determinante, Di Fonso, tocco morbido e la palla termina in rete con il mancino. Di Fonso fa doppietta personale per il 4-1 dei biancoverdi. Tanche, si gira Tanche, è partito Lucas Tanche, apertura per Di Benedetto, Tanche! Lucas Tanche, quinta rete del Giovinazzo a 3 minuti e 55 secondi dalla fine. Stringe i denti il Giovinazzo dall'Onder centralmente, palla di un soffio al lato ma il gol non è arrivato. Tanche si gira, gran giocata di Tanche, Lucas Tanche, ma che gol ha fatto, il 51, sesta rete Giovinazzo, doppietta personale per lui. Gli arriva il suono della sirena al Pala Panzini, il Defender Giovinazzo ottiene la terza vittoria stagionale superando per 6-1 l'Academy Pescara.